Il cugino di Sinner. Il cugino. Eccolo qua, in esclusiva. Come ti chiami? Gian Franz Beckenbauer. Sì, certo. Perciò quando ho cominciato a giocare a tennis tu c'eri. Sì, ja. Era una sera che pioveva Sì. e che tiravo un forte Sì, fake. allora Ma adesso non cominciamo. Eravamo tutti a Maià, a casa sua, e era sì. anche il nonno di suo zio, del suo cugnato. Ah. E il vecchio Gianna Rudolf. Scusi, com'è che si chiamava? Gianna Rudolf. Che lui era matto come un stambecco. Sul più pelo, Sì. sul più pelo che stiamo mangiando, è il nonno Gianna Rudolf e si alza e esclama: Yannick, e Yannick, sa che? E gatti tira un caneterlo e Yannick d'istinto l'ha fatto così con la mano tu e l'ha tornato sul piatto di nonno Gianna Rudolf. Sì. E il nonno Gianna Rudolf ha detto: lo sapevo, tu diventerai un grande campione di tennis, avrai un sacco di skate pieno di gnocca nastro e Amadeus ti inviterà a Sanremo. Che addirittura. Ma tu dirai di no perché a me Sanremo mi fa da cacare. Ma no, A quindi quelle è parole quello si alza di scatto la nonna Gianna Nelga. Nelga. E cosa ha detto? Ma Rudolf, lo sai che io non voglio davanti ai pampini che tu dici a me e me. Ah, era quello il problema. In effetti, Fatto sta che da Sì. quel giorno Yannick ha attaccato il sci a chiodo. Ecco, così vecchi? E insomma, eravamo pitocchi. Nonno Gianna Rudolf gli ha fatto la racchetta da tennis contrafforo. Ma Contrafforo. addirittura, mamma Ma mia. quanta fatica ha fatto per fare quella racchetta? La tirava un sacco di racchette. Ecco, sì, immagino. E la nonna Gianna Nelga che continuava a impastare, a far canederli. Finché alla fine ha detto, quasi quasi meglio iscriverlo a scuola di tennis col grande maestro Sì. Gianna Ludwig Telefunken. Sì.